Siamo davanti al Pala Luxottica di Agordo per i funerali del grande imprenditore Leonardo Del Vecchio. Arrivati qua abbiamo trovato una scritta: grazie Presidente, è l'eredità più importante che ha lasciato l'imprenditore che qui ad Agordo e qui in Veneto ha creato il suo impero, un impero che poi è riuscito a estendersi in tutto il mondo dando la possibilità di lavorare a tantissime persone. Molte di queste oggi sono qui, possono assistere al funerale direttamente dal Pala Luxottica o anche dai maxi schermo che sono stati messi nelle varie aziende e negli stabilimenti di tutto il mondo. Oggi il Veneto, oggi l'Italia è con Leonardo Del Vecchio. Qual è l'eredità più grande che ha lasciato questo imprenditore che è simbolo veramente del Made in Italy, del meglio dell'Italia in tutto il mondo? Sicuramente l'umiltà e il valore per la famiglia e l'onestà. Per noi era un papà, un nonno, e ha fatto tanto per tutti noi e gli siamo grati. Un aneddoto invece. Un aneddoto A lui, quando passava nei reparti. Cosa vi diceva? Ci salutava come se fosse un collega e questo era ho un ricordo bellissimo. Ogni tanto l'ho visto una volta uscire dalla sua casa in pantaloncini con la racchetta da tennis. È un ricordo sempre nel cuore che ci porteremo perché ha dato davvero tanto, e le cene che si faceva a dicembre si veniva su per lui più che per tutto il contesto. Mi viene da piangere. Che cosa ha rappresentato Leonardo Del Vecchio per questa valle? La vita è tutto, il benessere è tutto rappresentato. Ecco, il signore aveva un aneddoto. Sì, io ho lavorato 40 anni là, dal 73 fino al 2014, è una persona eccezionale. Lei l'ha conosciuto? Sì. I primi anni eravamo in poco, sì che ci conosceva, ci parlava sempre. E cosa l'ha colpita di più della personalità di Leonardo Del Vecchio? La sua umiltà era grandissima, era grande, per me pensavo che era immortale, e invece no, se n'è andato così. Per me mi ricordo come un grande nonno per tutto che ha operai nel suo cuore, allora è una cosa che abbiamo dispiaciuto molto che è mancato, perché è una stella che tutti noi guardiamo sempre per il nostro bene e per il bene di tutti a Agodino. In particolare io non l'ho mai visto di persona, ci tenevo molto e ci avrei tenuto appunto a stringerle la mano, ho dovuto accontentarmi di accarezzare la bara ieri sera. E Del Vecchio è il cuore dell'Agordino, delle Dolomiti, un uomo, come ho già detto anche ai vostri colleghi, con la U maiuscola, tutto gira attorno a lui, tutto qua nell'Agordino. Sì, insieme a Luxottica sono riuscita ad andare in missione con OneSight in Giordania nel 2019. Del Vecchio per noi era tutto e adesso Mancherà tanto. Mancherà tanto, ma penso sarà sempre presente nei nostri cuori. E quello che è più importante è questo, insomma.